Bene, benvenuti per la nona giornata di campionato del campionato Veneto Under 15 girone eccellenza. A mezzo lombardo oggi a sfidarsi Rotagliana Basket contro Vittoria Basket. Rotagliana alla ricerca della prima vittoria in questo campionato. Vittoria Basket con un record 4-3 se non erro. Staziona nelle zone alte della classifica, precisamente si trova in sesta posizione ad insidiare Aquila Basket e Marostica. Rotagliana chiude la classifica con un 0-7. Vicino a me oggi Gianfranco Anfora. Buonasera a tutti. E anche Mirko Trapin. Ciao, ciao a tutti. Quindi avremo un commento tecnico di altissimo livello. Intanto starting five di Rotagliana con Carli, Ziller, Cela, Nuresi e Frenez. Mentre per Vittoria andiamo a vedere se troviamo i dati. Intanto si è iniziati con in attacco Vittoria Basket. Appena avremo il primo tabellino. Tacca al ferro, difende Carli, rimbalzo di Cela che lancia subito Nuresi che porta in vantaggio Rotagliana 2-0. Si corre sempre subito veloci, Gian. Sì, una caratteristica di questo campionato e credo che questa partita non farà eccezione. Gli avversari sembra che puntino molto sul gioco spalle a canestro, così a prima vista, ma vedremo. Bene, imposta Frenez. Magnocavallo prova a dare molta fiducia al giocatore dei Termon, mettendolo nello starting five. Intanto Cela mette altri 2 punti a referto. Dall'altra parte un tiro dal mid range, la tocca Carli, Nuresi la fa sua, poi lancia Carli con l'inedito 67 che col 100% dal campo Rotagliana si porta sul 6-2 quando sono passati 8 minuti e 40, mancano 8 minuti e 44 alla fine del primo quarto. Manovra Vittoria Basket da San Bonifacio, Verona. Si gira bene il numero 20 che aveva individuato Trapin nel riscaldamento essere un buon giocatore. Mirko, mi sembra che avevi visto bene. Sì, vedo 2 giocatori che stavano riscaldando molto bene, il 20 e il 22. Mi sembrano tecnicamente quelli più dotati. Intanto il 22 infatti prova a rubare palla, gliela tocca Cela. Scusate, ci eravamo persi la diretta. Non ci eravamo accorti che non eravamo in video. Manovra Nuresi. Prova a trovare un varco, taglia Ziller, la riceve. Torna in punta per Cela, pensa un attimo alla tripla, poi arriva Frenez, vede un po' di spazio, la spara lui, entra, 8-4, Rotagliana, go! Molto bene, diciamo è un po' una caratteristica, l'inizio ottimo della nostra squadra, speriamo di durare il più a lungo possibile. Intanto una nota, una vecchia conoscenza di Rotagliana Basket, l'arbitro Esposito, sempre gradevole rivederlo qua in palestra da noi. Aveva iniziato a giocare a basket qui nelle fila di Rotagliana, ora milita in Aquila Basket Under 19. Bravo Thomas per aver continuato la sua esperienza anche da cestista oltre che da arbitro. Intanto risponde colpo su colpo Vittoria Basket. La tocca il numero 20, adesso vediamo se riusciamo a trovare i nomi dei giocatori. Cambio per Magnocavallo, esce Ziller, entra Torrisi. Intanto anche oggi non è completo Rotagliana col roster, 2 defezioni per coach Davoglio e Magnocavallo. Intanto da 3 se la sente subito mano calda per Torrisi che prende il primo ferro.
Gli tocca la palla, si lamenta Carli per il fallo fischiato, andrà in lunetta. Adesso vediamo se troviamo i nomi dei ragazzi di Victoria Basket. Numero 20, È Pantano. Pantano Francesco che porta in parità Victoria Basket e prova a portarla anche in vantaggio col successivo libero. Non entra. Manovra ancora Elia Moro col numero 22 e Pantano, direi che sono un po' i due giocatori più di rilievo di Victoria Basket. Intanto Nuresi prova da 3. Si è un po' inceppata Rottagliana e è rinvenuta Victoria Basket che si è portata avanti sul 10-8. Prende rimbalzo Cela, non è propriamente un rimbalzo perché era un airball. Nuresi gliela toccano, un po' di confusione, gliela toccano 4 volte al numero 20 Pantano. Carli, Torrisi, Nuresi chiede il blocco, poi se ne va dall'altra parte, ne appoggia altri 2, Nuresi ispirato quest'oggi Gian. Sì, ottimo inizio, il suo, ma di tutta la squadra direi, stiamo reggendo molto bene. Le caratteristiche degli avversari sono, attenzione contropiede, le caratteristiche sono che hanno una struttura fisica importante in tutti i ruoli, quindi si creano dei mismatch nel reparto guardie, a cui bisogna fare attenzione. Intanto Torrisi prova il semigancio di Mancino, un po' sfortunato, rimbalza sul ferro, non entra, in post basso, prende il fondo, copre bene Torrisi, la da fuori in punta, rimbalzo di Torrisi, lo spinge un po' sulla schiena, succede un po' di tutto, prova a calciarla anche Frenes, alla fine riescono a fare, io avrei fatto un fischio, se non altro per il tentativo di piede, per la toccata di piede volontaria di Frenes, però è stato giudicato non influente. Intanto Torrisi se la risente, però ci pensa, la rispara. Entrato un po' così Torrisi in pantrita con un 0 su 3. Intanto se la prende invece in totale solitudine Pantano, già 6 punti, 14-10. Nuresi prova a rispondere da 3. Direi che le soluzioni da 3 possiamo un attimo abbandonarle. Contropiede, facile. Questo è il risultato. Tiri fuori equilibrio contro avversari così organizzati, poi significano contropiedi, tiri ad alta percentuale in transizione. Dobbiamo assolutamente evitarli. Sì, da quando abbiamo smesso di cercare il ferro e provando i tiri dall'arco, i risultati sono stati miseri e abbiamo subito sicuramente gli avversari. Questi non regalano niente, siamo 16-10. Noi riusciamo a sorprenderli tutti un po' i primissimi minuti, poi si riorganizzano e facciamo un po' più fatica. Intanto time out per Magno Cavallo che giustamente vuole un attimo parlare con i suoi ragazzi, visto l'andamento della gara finora. Sicuramente l'intestardirsi da 3 non... bisogna prendersi i tiri da 3 quando sono buoni. Intanto Pantano è già a 8 punti dei 16 realizzati da Victoria Basket, mentre per Rottagliana abbiamo Nuresi a 4, poi Cela, Carli e Frenez con 2 punti. Si rinizia a giocare dal fondo, in campo dal Monego per Frenez, rimessa di Nuresi a riceverla dal Monego, pressato
molto forte dal numero 67. Manovra Viviani, la prende Moro in post basso, poi la cede a Pantano che la gira dall'altra parte per un liberissimo Viviani che mette la tripla 19-10, meno 9. Forse la partenza più difficile per Rotagliana in questo campionato. Sì, purtroppo mi sembra che manchi un po' di intensità difensiva, perché contro squadre con questa struttura fisica ma anche tecnica bisogna essere molto molto più presenti in difesa. Ok. Parla un po' più nel microfono perché ho paura che non si senta. Intanto prova a rubarla Nuresi, gliela tocca 3 volte, ha il vischio sulle mani Pantano, però alla fine la perde. Parte Torrisi, Cela, Nuresi, entrambi hanno pensato al tiro da 3, bisogna farla girare un po' più veloce forse per trovare un varco. Torrisi, niente, non entra. Rimbalzo, partono veloci, non rientrano. Non ho capito come ha fatto a non essere passi. Ma come fa a non essere passi un salto? Beh, ma è atterrato con entrambi i piedi. Rivedremo. Non ho capito l'azione bene, ma mi ha lasciato un po' perplessa. Ma comunque vabbè. Un po' tutti, credo, siano rimasti un po' perplessi. Intanto Cela, gliela toccano, non entra più niente in questo momento. Bisogna fare uno sforzo difensivo. Ne appoggia altri 2 il numero 13 Zorzanello. Carli, Cela. Trova un buon appoggio Carli per Cela che sblocca il punteggio. Meno 11, 23-12 per Rotagliana. Per San Bonifacio. Victoria Basket, intanto trova una bella imbucata, la fan girare bene, Pantano, dal Monego gliela tocca, 11 sul cronometro dei 24, 2 minuti e 15 alla fine del primo quarto, sotto di 11. Tutta salita questa partita per Rotagliana Basket. Si aspetta che siano tutti pronti, riparte Bonifacio con Vittoria con Viviani, poi la cede ancora per Viviani dall'angolo, la spara da 3, prende il ferro, taglia fuori. Trattenuta di Carli da dietro, dice l'arbitro. Intanto si preparano sul cubo dei cambi, non era molto d'accordo Magnocavallo su questa chiamata. Esce Carli con 2 falli e dal Monego entra Graziola e De Pretto. Si riparte dal fondo con Pantano che la passa a Viviani se non sbaglio. Sì. Gliela toccano, arriva lo stesso da Moro che prende il centro, ne appoggia a 2, 25-12, Cela. Cela allarga un po' troppo, non riesce a fare la sua De Pretto, ne esce una persa, un po' di smarrimento in questa fase. Sì, ripeto, secondo me, dal mio punto di vista, quello che non va parte dalla difesa. La difesa rispetto ad altre partite è molto molto meno aggressiva ed organizzata. Perdiamo quasi tutti gli 1 contro 1 e quindi questo poi una squadra così buona come San Bonifacio ci mette in difficoltà. Per non parlare dei rimbalzi, come avete visto. Diciamo che i rimbalzi sono un po' il tallone d'Achille della nostra squadra, cedendo centimetri. Intanto manovra Cela, la finta per Nuresi che poi viene a prenderselo, mani addosso,
di Nuresi, subisce fallo sul pressing, molte mani, gli ha messo le mani in tasca a vedere se aveva il portafoglio. A parte le battute si riparte con Nuresi che prende il fondo e si appoggia al vetro. 14-27, 50 sul cronometro, vola via questo primo quarto. Cela interviene di piede la butta fuori. 46 secondi sul cronometro, 22 su quello del 24. Consegnata per Viviani che la cede a Moro che prova a battere De Pretto, poi arriva fino in fondo, il ferro gli dice di no, rimbalzo, Pantano. L'allenatore dice a Donizetti di prenderla, però obiettivamente la richiesta era un po' fuori portata. Il pallone era già sui materassi. Riparte Graziola, reduce da un infortunio al piede che l'ha tenuto fermo la settimana scorsa. Cela si fa il giro, De Pretto non entra. Rimbalzo, non prendiamo un rimbalzo a morire in attacco. La tocca a Nuresi, la recupera Graziola, la cede a Nuresi, 10 secondi, ragiona un attimo Nuresi, chiede il blocco a Cela che la tira da lontanissima e a momenti pesca il jolly. Si lamentano un po' i ragazzi per la scelta coraggiosa di Nuresi per il tiro della speranza. 14-27, tutta salita. Ma sì, la partita si spiega con i troppi punti subiti. Chiaramente merito agli avversari che hanno una rotazione palla ottima e ottimi giocatori, però la nostra difesa non è adeguata per questo livello, almeno chiaramente fino a questo punto, in questo quarto. Speriamo che saremo in grado di reagire anche da questo punto di vista. Sì, un po' di canestri di troppo subiti, si era partiti bene, poi un attimo di smarrimento e il fatto di non avere il controllo dei rimbalzi sicuramente non aiuta la partita, perché se o fai canestro o la palla va agli avversari, quindi mentre gli altri hanno una o due possibilità a tiro, quindi si spiega anche un po' in questa chiave la differenza che abbiamo visto in campo fino ad ora. Logicamente avere giocatori con più centimetri non aiuta, però bisogna fare qualcosa di più a rimbalzo. Poi Pepita ti fischia la trattenuta così. Incredibile, certe spiegazioni. Tutto pronto per il secondo quarto, il primo è scivolato via veloce, piacevole per i tifosi di Victoria, un po' meno, un po' più amaro per i tifosi di Rotagliana Basket. Si riparte con chi aveva finito il quarto, se non sbaglio. Intanto Torrisi non è proprio la sua giornata oggi, finora ancora a secco nonostante i tanti tentativi. La tocca Cela, la recupera Nuresi, passa al centrocampo, Graziola prova a prendere il fondo, la cede a Nuresi, fa girare bene la palla questa volta, ancora il ferro gli dice di no, finalmente De Pretto si fa sentire sotto le planche e si guadagna il fallo, la rimessa laterale. Pronto a entrare Luca Pilati per Alessandro De Pretto. Riparte dal lato Cela. Infrazione di 5 secondi. E vano anche il sforzo del povero De Pretto che si era prodigato a rimbalzo per avere questo risultato. 1-2 veloce. Girano ai 100 all'ora, non salta nessuno, prende il rimbalzo e prende anche il fallo. Incredulo Cela della chiamata, numero 28.
Dice, avevo le mani in alto, non ho fatto nulla. Un po' lenti i nostri negli accadimenti sotto canestro, poi anche il fallo. Sì, un po' lenti sui rimbalzi, i secondi tiri, le palle vaganti. Sono dettagli che per noi sono fondamentali per poterci giocare la partita. 30-14, intanto 9 sul cronometro, Nuresi con la palla in mano. Era partito bene, però anche questo... non so... tante mani addosso. Ravvisata una spinta da parte del numero 16 Bernardina. Intanto rientra Ziller e Dal Monego. Si riprende con Torrisi. Dentro per Dal Monego che taglia bene. Col suo gioco diventa subito incisivo Andrea Dal Monego. Così un po' più aggressivi, un po' più mani addosso. Non lasciamo troppo centimetri perché prende il centro. Adesso liberano Viviani da 3. Ziller la fa sua per Torrisi che passa al centrocampo, la cede un po' malamente a Graziola che però riesce a mantenere il controllo, poi gli palleggia addosso e gli regala un po' la palla. Ziller prova a contenerlo, non riescono a prendere la palla, si gira, trova finalmente fallo di... non ho visto chi. Ziller, anche lui fa finta di niente, dice sono stato io. Primo di Ziller, non niente di grave. In lunetta il numero 17 Conterno mette il primo. Matteo Conterno si iscrive a referto. Vediamo come mette anche il secondo, 2-2 per lui. Riparte Dal Monego, Torrisi, Ziller. Passaggio mollo e telefonato per Dal Monego che infatti non arriva a destinazione. Tanto gli altri Torrisi e Graziola danno una manata da dietro. Prova a impedire il canestro, in qualche modo ci riesce, la giocata è fallosa, va in lunetta il numero 16 Liam dalla Bernardina. Tanto pronti sul cubo dei cambi Nuresi e Carli. Esce Graziola e Ziller. 7.44 sul cronometro, 16.32, siamo al doppiaggio del punteggio. Se segneranno i liberi lo supereranno, questo non è mai una buona cosa. Come diceva Dan Peterson. Come diceva Dan Peterson, serve un minuto a punto, ne abbiamo tanti minuti, però abbiamo anche tanti punti da recuperare. Esatto. Comunque devo dire una cosa, finora delle partite che ho visto questi avversari hanno la migliore organizzazione di squadra secondo me, giocano davvero bene in attacco e in difesa, grandi collaborazioni, molto bravi. Si vede anche nel punteggio, perché non è mai stato così severo nel secondo quarto. Adesso non ho tutte le statistiche in mano, ma più o meno sembra così. Tanto manovra Torrisi, arriva fin sotto, trova canestro e fallo, bravo Leonardo, si sblocca così dopo i svariati tentativi. Va all'unità Torrisi per il tiro aggiuntivo. 18-33, 7-31 sul cronometro.
Mirko, come vedi la partita di oggi? Siamo strani e lenti in difesa, siamo imprecisi questa sera. Forse la paura, forse la voglia di provare a fare il risultato che non arriva, non lo so. Sì, una partita un po' strana dei nostri ragazzi, sembrano un po' ingessati, avevano un buon linguaggio del corpo durante il riscaldamento e prima della partita. La tocca, deve essere lì, non possiamo subire un canestro così. Ci vuole un po' di più di cattiveria su quella palla vagante, bisogna mangiare l'avversario, doveva essere quantomeno una palla a 2. E alla fine è costata un fallo e un giro in lunetta per il numero 13 Davide Zorzanello, 8 punti per lui, che va a ritoccare il suo score personale. Sbaglia il secondo, ma si mangia al rimbalzo. È un po' questa la pecca, dal Monego la tocca, la butta fuori nella sua tipica difesa a cercare la palla, a cercare l'anticipo, a provare a sporcarla. Ogni tanto va bene, tante volte si rischia un po'. Canestrone, direi, del numero 16 Liam della Bernardina, che dopo aver subito una spinta da parte di Carli mette un tiro abbastanza ad alto coefficiente. Pilati si fa prendere un po' dal panico e appoggia in maniera imprecisa verso Dal Monego. Gliela toccano, per fortuna sua. Si riparte con una rimessa. È dentro fuori. Pasticciano un po' a rimbalzo, si ostacolano in due perché dei nostri non c'era nessuno. No, infatti, per fortuna, dai. Una palla per noi, vediamo un po' se riusciamo a concretizzare. Dal Monego per Nuresi, che prova a andare sotto canestro, poi la butta fuori per Luca Pilati, la spara da 3, impreciso, siamo già dall'altra parte, e dalla Bernardina, se non erro, no, Zorzanello ne mette 2 nonostante la difesa di Pilati. Dal Monego manovra a centrocampo, vede un buco, non riesce a servire Pilati, subisce fallo, una spinta. Si lamenta il numero 20 che non è d'accordo, probabilmente Francesco Pantano. Si riparte dal lato, Dal Monego. Torrisi batte bene l'uomo, prende il centro, da praticamente un tiro libero in movimento, lo sbaglia. Forse Leo dovrebbe avvicinarsi un po' al ferro. Sì, bisognerebbe arrivare a questi tiri con un po' di giro palla, cercando di cambiare lato, di mettere un po' in difficoltà la difesa avversaria, altrimenti sono tutti tiri a percentuale un po' bassa, purtroppo. Scadono i 24 per fortuna di Rotagliana Basket. Si lamenta giustamente il coach avversario perché dice l'ha presa Nuresi, ma in realtà non ne aveva il possesso, a mio modo di vedere, il gioco. No, infatti, sono d'accordo. Vediamo la decisione degli arbitri, scusate. Gli arbitri non mancano mai di smentirci nella nostra interpretazione del regolamento. Ovviamente è una battuta, ne sanno sicuramente più loro di me. E io provo a interpretare il regolamento sempre con un occhio di riguardo per Rotagliana Basket, ma non sarà questa l'azione che deciderà il match. Perplessità anche da parte di Manuel Cavallo, quindi
informazioni anche al tavolo. se ne parla, l'importante è parlare con garbo, si spiega, non si capisce, non capiamo di cosa stanno discutendo. Si può ripartire, rimessa. Si riparte con 24 secondi, sì, un po' di confusione probabilmente, vabbè. E vabbè, sì, restiamo un po' perplessi per la gestione di questo possesso che ovviamente porta il bottino grosso per Victoria. Intanto buon contropiede di Cela e buona vista di Nurresi, buon passaggio di Nurresi. Succede di tutto in campo, però l'arbitro non ravvisa l'infrazione. Ha fatto un po' un balletto. Di sicuro non ha tenuto il perno, ma comunque. Per fortuna, un'infrazione di 8 secondi. Comunque la palla è andata a noi. Comunque una piccola svista. Un po'. Intanto cambio per Victoria. Quindi un buon pressing da parte di Rottagliana. Magnocavallo non si capacita della non chiavata sui passi, credo. Sì, credo anch'io. Sta discutendo con l'arbitra per le visioni discordanti del regolamento. Comunque discussione molto civile. Si riparte dal lato Torrisi per la 70ª volta prende il centro e spara. Non è proprio un passatore, Leo Torrisi. No, anche un po' di sfortuna in questo caso, qualche tiro ci sta, però appunto, ripeto, non è solo colpa sua. Infrazione di campo intanto. Dobbiamo imparare a passarcela di più e quindi mettere in difficoltà gli avversari in difesa, girare la palla dal lato forte al lato debole, è solo così che si riesce a scardinare una difesa come questa. Anche perché se entriamo, li lasciamo tutti fermi, non corrono, non si stancano e alla fine della partita sono belli freschi. Al contrario di noi che abbiamo corso come i pazzi per tenere il loro giro palla. Adesso è aumentata un po' l'intensità, sono un po' più in difficoltà nel girare la palla. Si aiuta un po' con le mani. Un passi clamoroso. Oh! 25 secondi in area. Sì, esatto. 8 secondi. C'erano penso 12 infrazioni, gli arbitri sono un po' in difficoltà in questa fase di gioco, credo. Perché mi è sembrato palesemente passi. Ma sì, abbiamo avuto tutti questa impressione, poi siamo un po' lontani, ok, però... Sì, l'arbitro era molto vicino, probabilmente non ha visto, mi è sembrato che abbia trascinato un po' il perno, ma comunque non voglio parlare di questi episodi, che però sono già 2 che ci penalizzano un po', sono 4 punti, siamo ben 20-42. Sì, però potrebbe anche essere un pochino più... Però se... Sì. Vabbè, lo accettiamo chiaramente, non possiamo fare altro. Chiama time out Magnocavallo. Ovviamente non è contento di quello che sta vedendo in campo, 20 punti un po' pochini, a prescindere da tutto. Un po' pochi i 20 punti, un po' tanti i 42. Corre via intanto la partita, sì. 3:37 sul cronometro, Rottagliana in bonus, Victoria 3 falli. Il rischio è un po' quello, un po' previsto, un po' prevedibile, di perdere un pochino di fiducia e quindi poi anche le cose che sappiamo fare riescono meno o peggio e dobbiamo riprendere un po' di entusiasmo, perché non è importante la vittoria o la sconfitta, ma cercare di fare il nostro meglio, quindi un pochino più di fiducia. Sì, dopo ovviamente ci vorrebbe anche l'episodio un po' favorevole invece che magari la chiamata dubbia contro, ad aiutare un po' il morale. Tutto fa brodo, vediamo. Io ho visto un po' meglio adesso, li ho visti un po' meglio in campo.
Ho visto qualche persa di vittoria, qualche difficoltà di più, qualche difesa un po' meglio organizzata, quindi uno alla volta, una difesa alla volta, un canestro. Intanto anche qua vedi hanno generato una buona persa. Nuresi la butta per aria, dopo Cela la intercetta, era a campo palesemente perché non c'era possesso. Anche qua non so che regolamento abbiano letto gli arbitri stasera, ma non devo parlarne altrimenti mi squalificano. Però Ricordati che sei un tesserato. sì, ho già preso una squalifica per brutto passaggio per Carli, telefonato e l'ha capito tutto dalla Bernardina, se non erro. No, era Zorzanello il 13 che poi entra, prova la scarica fuori. Nuresi prende il rimbalzo col sedere, una primizia del nostro Mattia. La scarica su Cella che adesso arriva a Carli, che l'appoggia, disturbato, riesce lo stesso a appoggiare i 2 punti. Adesso a chiamare il time out credo sia stato il coach di Victoria Basket, Maurizio Toniollo, anche perché se non erro... Ah no, l'ha chiamato Magnocavallo? Ah no, era sbagliata la segnalazione, anche perché credo che li abbia finiti Magnocavallo. Si lamenta, sentiamo il coach Toniolo che dice: avete abbassato l'attenzione e si generano qualche persa, qualche... È molto esigente a quanto pare. Coach molto esigente, ma ne ha ben donde, perché il campionato è molto difficile, quindi anche i dettagli possono fare la differenza, e se lui è lassù e noi siamo qua giù, un po' di merito ce l'avrà anche lui. Senza dubbio, no, abbiamo già fatto i complimenti agli avversari. Siete voi laggiù dopo? Sì, parliamo della classifica ovviamente. Si riparte. Ziller, Frenez, Carli, Cela, Nuresi. Parlicchia con l'arbitro, Giulietto. Reduce insieme a Carli Del Monego in un allenamento supplementare con la DR3. Vediamo se i risultati si vedranno quest'oggi. Sembra quasi il contrario. Coach Anfora ce li ha stancati. Intanto sistema il punteggio. Zorzanello già in doppia cifra insieme al compagno Pantano. Carli, sono tutti rannicchiati da una parte. Carli era da solo, l'ha buttata via. Ziller prova a toccarla, Zorzanello la riprende dentro, intercetta Nuresi, la fa su a Cela, si riparte, Nuresi passa da metà campo, disturbato. Carli con un qualche difficoltà nel controllo, la cede a Nuresi che la spara da 3, questa è buona, no, va fuori, però la recupera Cela che la dà a Frenez, liberissimo, sgancia la bomba Frenez, ci voleva per tutti. È la prima da 3 oggi. Sì. Abbiamo dovuto aspettare un po'. Si ostacolano a rimbalzo, peccato, erano da soli. La prima volta che siamo lì che dominiamo il rimbalzo ce la tocchiamo tra di noi, è anche un po' una sfortuna stavolta per i nostri ragazzi. Intanto entra Anfora, esce Ziller, mette centimetri Magnocavallo. La tocca Carli, la fa sua con poche difficoltà nel controllo, ma alla fine arriva in fondo Eliamoro e appoggia 2 punti al tabellone. Frenez la regala agli avversari. Pantano non sbaglia. Occhio al pressing. Dai, cavolo! Clamorosamente sbaglia, lotta Anfora.
Chiama il fallo l'arbitro più lontano, quello vicino non ha visto nulla. Anche questa chiamata mi sembra un po' strana. Molto strano. Lo manda in lunetta il numero 13. Mi sono perso Zorzanello, non so chi ha fatto il fallo, forse Anfora. È stato lui che si è immolato per la causa. Zorzanello intanto ritocca il suo score, seconda volta che sbaglia il libero e prende il rimbalzo, poi rimbalza altissimo, Carli la tocca, la porta fuori. 12 secondi sui 24 e spallate fra... C'è un fallo, non ho visto di chi. Fallo di Cela? Fallo di Cela, ma... Fallo di Cela. Francamente non ho visto l'azione, cioè non ho notato. Mi sembra che Cela avesse preso un colpo in faccia. Gomitata di Cela sul tiro, ok. Ha alzato un po' il gomito, ma non al bar, per fortuna, Andrea. Intanto Elia Moro vuole raggiungere 10 punti, mette un libero su 2. Un po' di fatica, Carli porta sulla palla, gliela toccano 3 volte. Bravi. Grande. Finisce così, 52-27. Vi lasciamo ai nostri sponsor.
Rieccoci da Mezzo Lombardo per il secondo tempo di Rotagliana Basket Victoria Basket. Punteggio 27-52 per gli ospiti. Parte Magnocavallo e Davoglio con Cela, Nuresi, Torrisi, Dalmonego e Carli. Rimessa per Victoria Basket. Tutto pronto? Vediamo come escono dagli spogliatoi le due formazioni. Palla a Victoria Basket con Pantano. Subito Dalton prova a tenerlo. Prende il rimbalzo, poi Pantano prova a prendere il fondo, la butta fuori. Viviani, rimessa dal fondo, 5 sul cronometro dei 24. La butta fuori per Pantano, la ributta dentro per Gugole, scadono i 24. Ha saltato, ma ha fatto un salto con la palla in mano, ma a casa mia sono passi. Chiederemo una revisione del regolamento con i nuovi parametri dei passi, che c'è il passo 1, 2 e 3. Si riparte, Cela chiede ai suoi compagni a chi la posso dare, non vede nessuno, la dà in posta a Carli, che prova a prendere il fondo, la dà a Cela, gliela toccano, la recupera, 3 sul cronometro, va a prendersi un fallo. In lunetta Andrea Cela, fallo di Moro. Non credo ne abbia fatti molti, vediamo cosa dicono. È il primo, infatti. Per Elia Moro, 9 punti, un fallo, 1 su 2 ai liberi. In lunetta Cela. Mette il primo. Buona partita di Cela, 6 punti. 1 su 2 ai liberi anche per lui. Riparte Pantano, si beve Nuresi. Poi arriva in fondo, tira giù il rimbalzo Carli, la dà Nuresi. Cela, attacca forte, Carli, va dentro, sfortunato, lo toccano. Dalton rallenta, slitta Torrisi. Direi che erano passi anche questi. Forse no, dai. Dici di no? Ormai li vedo passi ovunque. No, direi di no questo, dai. Carli la cede a Nuresi. Cela se la sente da 3, la mette Cela, chiama la carica, Capitan Cela, infiamma il pubblico, un pubblico un po' morto stasera, Gian. Beh, sicuramente anche il pubblico ha perso un pochino di entusiasmo e fiducia, ma vediamo di reagire. La cosa più importante è cercare di avere un altro atteggiamento adesso e mi sembra che c'è qualche segnale positivo. Scusati, ho abbassato il microfono. Fortunata qua la giocata del numero 20 Pantano su Torrisi, salta un po' di più e gli resta lì la palla sui polpastrelli e ne appoggia 2. Torrisi, Cela, buca l'anticipo, la dà Carli, Torrisi, è la patata bollente, se la passano poi alla fine finisce fuori. Chiama la carica Cela, non gli è piaciuta la giocata ovviamente, prova a incitare i compagni, peccato Carli doveva andare a canestro in quell'occasione, non se l'è sentita. Manovra Victoria Basket, Pantano per Moro, Moro per Pantano, anche da terra è riuscito a colpirla, poi la spara da 3, la fa rimbalzare, non so come mai l'ha lasciata lì, la palla finisce fuori, preda di Rotagliana, riparte Nuresi. 31-56, 7-14, Nuresi, Torrisi,
Ferma, c'è un problema del cronometro. Non era partito il tempo. Si riparte dal lato. Tutto pronto per la rimessa. C'è la stoppato Carli. Torrisi prova a darla dentro ad Almonego, la tocca, fortunatissimo, intercetto di piede. Non era d'accordo Cela, ma questa chiamata mi sembrava più che giusta. Intanto esce Nuresi, entra Graziola. Si discute per il piede, ormai si discute su tutto. Un po' di frustrazione per Rotagliana data dal punteggio. Siamo stati in partita di più con Bassano che con Vittoria. Sì, infatti. Era un'infrazione anche questa, ma ormai si può fare tutto qui a mezzo lombardo. Cela, Carli gliela tocca, Graziola tira un po' poco convinto, prende il rimbalzo, peccato, era un buon contropiede. Intanto Pantano ne beve 2 e ne appoggia 2 punti. Complimenti, ma la responsabilità è anche della nostra difesa, attenzione. Sì, una difesa un po' ballerina, fa sembrare dei campioni anche chi non lo è forse. Carli per Graziola, gliela rapinano, poi in qualche maniera Torrisi la tocca, ma in scivolata arriva il numero 9 e la butta fuori. Come vedete, la squadra ospite è su ogni pallone, su ogni palla vagante. Chiaramente sono in trance agonistica, Sicuramente sono in entusiasmo, però dovremmo avere questo atteggiamento, lo stesso atteggiamento anche noi. Tra l'altro è l'unico modo per giocarci le partite, insomma, una difesa il più possibile aggressiva. Intanto un po' di discussioni su... Ma se usiamo il metro che abbiamo usato prima, prima l'ha toccata Nuresi, gli hanno dato 24 secondi, adesso l'ha toccata il ragazzo di Victoria Basket e gli danno 2 secondi. Credo che ci sia un metro diverso in campo a questo punto, perché era un po' la stessa situazione. 2 secondi, prima 24 però Mirko. A voler fare i polemici, che non volevo in questa partita. Carli prende il ferro e gli fischiano fallo allora perché ha fatto il tiro. Si prepara, è il terzo di Carli, si prepara Siller, esce Carli, entra Siller. Rimessa per Victoria Basket. Tengono il giocatore qua, però si dimenticano quello là in fondo. Però Cela rientra come un falco. Tanta voglia di Cela, dovrebbero averle tutti i ragazzi, quella che ha lui. Intanto Graziola frene e Torrisi perde la palla in un incamponimento. Canestro del numero 13 e si va a 60-31. Dal Monego la butta per aria, non va anche qua c'erano un po' gli estremi del fallo a mio modo di vedere il basket. Pantano, Siller. Qua hanno fischiato fallo su Siller in ripartenza del numero 20, credo, 20? Pantano, secondo fallo per lui, se ho visto bene. Intanto cambi per Victoria Basket, entra il numero 12,
Adesso andiamo a vedere come si chiama. Toussaint Sagna. Intanto manovra Sagna, spero di pronunciare bene il nome. Pantano spara da 3, poi a rimbalzo Cela, c'è un'infrazione, viene ravvisata una spinta da parte del numero, non ho visto di chi era l'infrazione, ma poco importa. Primo fallo per lui. Ziller alla rimessa, Nuresi, Ziller porta su lui a campo aperto, la vede Dal Monego che prova a prendere il canestro. Buona giocata di Dal Monego. Partita corre via, 33-60, 4 minuti e 24 sul cronometro. Pantano, sempre lui, 18 punti in questa partita. Prende il centro, la spara, secondo ferro, porta giù il rimbalzo Cela. Un po' un faro dei Rotagliana, si arresta da 2, però il ferro dentro e fuori. Cela è un po' specializzato in questi giochi dentro e fuori dal canestro. Intanto con caparbietà Graziola si iscrive a referto anche lui. 2 punti che fanno morale. 35-60. Moro segna da 3, credo. Da 3. Entra e fa subito male. Nuresi prova a rispondere, non prende il ferro. Ziller. Un malinteso anche per i ragazzi di Victoria, gliela tira sulla schiena a Sagna, il numero 14 Gugole. Piccolo malinteso dei ragazzi di Victoria, uno dei pochi che abbiamo visto questo pomeriggio. 24 secondi sul cronometro, rimessa di Nuresi, c'è la sbuca, non riesce, la butta fuori, la buca Dalton, la prende Graziola, sbaglia il palleggio, la palla finisce fuori, peccato. Rimessa per il numero 20 Pantano, che è l'unico che ho imparato il nome, che la cede a Viviani, manovra Pantano, poi Sagna gliela ruba Dalton a Viviani, gli fa un fallo da dietro, prova a colpire la palla, colpisce le braccia di Dal Monego che riesce comunque ad andare a canestro. Dal Monego in lunetta per il tiro addizionale. Time out chiamato da chi? Da Victoria Basket. Coach non vuole lasciare nulla al caso, il coach di Victoria. Non è piaciuta la persa, le 2 perse probabilmente a Maurizio Tognolo nelle ultime 2 azioni. No, infatti si vede, adesso sta mettendo a posto un po' le cose. E gli avversari hanno 4 falli, quindi cerchiamo di sfruttare un po' questo piccolo vantaggio in questi ultimi 3 minuti e 17 secondi. Qualche segnale di ripresa c'era, questo canestro di Andrea ad esempio. Vediamo di continuare su questa strada. Sì, dai, qualche canestro, anche quello prima di Graziola, di caparbietà, di voglia, un po' di più di voglia. Cela lo vedo bene, con un atteggiamento ottimo in campo. Direi che l'uscita dallo spogliatoio è stata migliore, poi non vediamo un po' cosa dice il tabellino. Invece dice 10-11 per Victoria Basket, mentre nel primo quarto era 14-27, nel secondo 13-25, molto severi i punteggi dei due primi del primo e del secondo quarto. In questo c'è un sostanziale equilibrio, ma è ancora avanti Victoria di 1 punto, quindi non c'è la rimonta di Rotagliana per ora. Almeno è una partita un pochino più equilibrata sul campo. Sì, ovviamente avere quasi 30 punti di vantaggio aiuta a essere un po' meno decisi e anche grintosi magari, anche se non mi sembra che si stiano risparmiando i ragazzi di Victoria. No, tutt'altro. Hanno fatto anche un po' di turnover, un po' di cambi e ci sta. Sì, è entrato magari qualcuno che non aveva giocato nel primo quarto, nel secondo quarto. Intanto mette il primo Dalton.
Buona pressione di Cela su Pantano che non vuole fargli passare la centrocampo. Un po' fatica, ci riesce. Viviani. Ziller. Cela. Nuresi. Graziola. Non riesce a trovare il bersaglio. Moro, buon rientro sul lato debole di Graziola che gliela tocca, mi sembrava Michael Jordan con Karl Malone. E ne appoggia 2 Dalton. 40-63, 2 minuti e 31 sul cronometro, dai che Rotagliana c'è. Pantano, infrazione di passi. Incredulo perché prima si poteva tutto, adesso non si può più niente. Passi di partenza chiarissimi. Sì, se era una battuta, lasciatemi scherzare. Ovviamente, grande simpatia per tutti. Graziola, Nuresi, Cela, da 3. Il ferro gli dice di no, allora è Viviani a prendere il rimbalzo, la cede a Pantano che trova una prateria, si fa una viratina e la spara non gli entra, però segna, prova a saltare sulla testa a Dalton, non riesce a portare via il rimbalzo. Dalton trova uno sbarco purtroppo sul più bello, perde la maniglia. Viviani con caparbietà prova a rubargli la palla, contesa per il possesso alternato, non ho visto, contesa o non ho... Cos'è successo? Palla vittoria. Contesa e possesso a vittoria per via del possesso alternato. Si riparte con il solito Pantano che ha toccato 1000 palloni in questa partita. Segna Viviani, virata, la butta fuori per Pantano che la spara da 3. Un po' Viviani riesce a prendere il rimbalzo, poi Pantano è lì solo soletto, Viviani lo vede, gli serve un cioccolatino che scarta con avidità. Graziola intanto, Dal Monego trova l'imbucata, anche lui si fa dare la sua dose di cioccolato da Graziola e non sbaglia il canestro. Bella partita adesso, un po' più vivace anche da parte di Rotagliana. Sì, abbiamo costretto finalmente gli avversari a qualche tiro un po' forzato, un po' fuori equilibrio e da lì poi nascono buone azioni d'attacco. Questa doveva essere la partita tutto fin dall'inizio, però chiaramente ci sono state delle difficoltà che abbiamo visto e soprattutto una ottima squadra ospite. Sì, gli avversari non erano proprio d'accordo con te sul fatto di giocare così, però adesso le mani addosso, una difesa un po' caparbia, forse ci è servita una strigliata nel primo quarto. Intanto Graziola va dentro, lo cancella Moro e si gasa per la stoffata, giustamente, ma ci sta. 15 sul cronometro dei 24. Cambi per Victoria. Si riposa Moro che ha dato tanto in questa sfida. Dal Monego, inseguito da Viviani che lo tocca nel momento del tiro. Andrà in lunetta con 2 liberi. Non mollano niente comunque i ragazzi di Victoria, bravi loro. Ogni possesso lo fanno sudare. Tanto in lunetta Dal Monego. Sbaglia il primo. Più parabola, dice coach Magnocavallo. Vediamo se lo ascolterà Dal Monego. Si concentra. Mette il secondo. Intanto esce, segna. Entra il numero 15 Donizetti.
Fallo a centrocampo sull'aumento della pressione sul portatore di palla, ma va bene così, bisogna alzare i giri. Intanto sono sempre Pantano e Viviani, l'anima di questa Victoria Basket, questi due ragazzi. Pantano, Viviani, manco a dirlo, se la sente dal midi, non sbaglia. Dal Monego, Graziola, Dalton, Siller, Cela, Carli, Dal Monego, prova il tiro sconsolato da Voglio, si aspettava un tiro più ad alta percentuale, abbiamo giocato un po' al passaggio, abbiamo la difesa avversaria. Si aspettava qualche tentativo di penetrazione verso il ferro, perché eravamo anche in bonus, quindi Sì, si poteva tentare di andare dentro. Si è deciso troppo tardi Dal Monego, però ormai il tempo era finito. Finisce così il terzo quarto di questa partita del campionato Under 15 Eccellenza. Vinciamo il quarto 16-15. Abbiamo rosicchiato un punto, Gian. dai, buon segno, è la reazione che volevamo, quindi Suoniamo la carica perché la rimonta è servita. non esageriamo, ma nel basket non si può mai sapere, quindi dai. Sì, però l'abbiamo detto tutte le partite, alla fine lo sapevamo come finiva, ma comunque dai, va bene così, un punticino l'abbiamo rosicchiato. L'atteggiamento visto nel terzo quarto è un segno di speranza. Poi ricordo che anche Aquila Basket qualche anno fa alla guida Buscaglia mi sembra che aveva fatto 10 sconfitte nelle prime 10 di campionato per poi arrivare ai playoff a fine del campionato, quindi io non escludo niente di questa Rimaniamo squadra. ottimisti. Ci sono tutti dei ricorsi storici che potrebbero essere a nostro favore. Intanto noi le stiamo giocando tutte in casa, quindi il ritorno sarà tutto in trasferta. Non proprio favorevolissimo. E sarà più bello ancora andare a casa dei nostri avversari a fare il risultato, il bottino grosso. Ovviamente si scherza, siamo pronti per il quarto quarto. Sapevamo che questo Victoria Basket non sarebbe stato un cliente facile. Ce l'hanno confermato sul campo i ragazzi di Toniolo. Torna in campo Rotagliana con i 5 che hanno dato le buone sensazioni di fine quarto. Carli, Dal Monego, Cela, Graziola e Siller. Per via del possesso alternato l'aveva avuto Victoria durante il quarto per una contesa. Adesso riparte Rotagliana con Cela. Cela non si è mai seduto, credo, in questa partita. Ieri non proprio benissimo l'uscita dalla panca per Siller che prova a tirare giù il rimbalzo, Carli non ci riesce dopo il tiro sbagliato da Dal Monego. Peccato, eravamo 3 contro 1. Torna Cela che è ovunque l'anima di Rotagliana Basket. Il capitano suona la carica dei suoi, non ci sta, corre come un pazzo da una parte all'altra del campo. Bravo Andrea Cela, sta aumentando il suo rendimento man mano che passano le partite. In doppia cifra lui e Dal Monego. Moro non riesce, esce un po' corta. Viviani, un no look. Buona difesa da Victoria cerca di recuperare disperatamente il pallone, poi palla una chiamata
senza senso del duo arbitrale. Penso che potete dirlo anche voi, ragazzi, che era palla della Rotagliana. Cella l'aveva fatto in una partita, nella scorsa partita, di dire l'ho toccata io. Dalton per Graziola, va dentro, Carli la perde, Viviani la butta dentro per Moro, che siamo lì un po' che dormiamo, e ne appoggia 2 Donizetti, se non sbaglio, col numero 15. Cela prova sempre su Donizetti, che va fino in fondo, ne appoggia altri 2. 4-0. Cela, un po' di difficoltà, Siller. Cela, Carli si prende il canestro di Caparbietà, poi viene fischiato un fallo sul tiro. Grande difesa tentata da... mi sfugge il nome in questo momento, però Carli con Caparbietà è riuscito a mettere i 2 punti. Intanto si siede un attimo Cela, grande partita la sua, e anche Graziola, che dopo il giro a vuoto della settimana scorsa per infortunio è tornato con una buona prestazione, a mio modo di vedere. Carli in lunetta, un po' lungo, ma tira giù il rimbalzo Stiller, lo cede a Leo Torrisi, Nuresi, Torrisi. Non so come possa non essere fallo. Ziller tira giù un rimbalzone dal Monego. La mette da 3. Siamo lì. Viviani palleggia lungo, non ne approfittiamo. Poi una chiamata no sense dell'arbitro, con la palla in mano Carli gli fischiano il fallo. Giornata un po' da dimenticare per la terna arbitrale. Mi prenderò la squalifica, ma con questa chiamata non me la sentivo di non dire la mia, però ci vorrà anche del coraggio a darmela. Si riparte con Victoria che gira sul perimetro. Viviani da 3, il ferro gli dice di no. Nuresi, Siller, Torrisi, la fanno girare bene dal Monego. Dai, tornare ragazzi. Dal Monego, no, peccato, la tocca anche Carli, era lì. E un po' la spina nel fianco in questo quarto del numero 15 Donizetti. Nuresi, Siller, Torrisi, Nuresi, pressione dei giocatori della difesa. Torrisi la mette. Buon momento della partita, siamo tornati sotto di 20. Importante un po' ricucire il risultato, anche un po' per il morale. Riesce in qualche maniera, peccato perché Zorzanello non aveva controllato in maniera impeccabile la palla, si poteva in qualche modo portargliela via. Sì, c'era già un raddoppio in corso, quindi È un po' sprecato. È stato bravo, è riuscito in qualche modo a controllarla, poi ha subito fallo. Esce Carli, entra Cela. Un po' sconsolato Carli. E si riparte dal fondo.
con Viviani, cade il materasso anche. Viviani con gliela tocca dal Monego a della Bernardina, Cela è già di là, manata del numero 11 se non vado errato, che non ho mai nominato in questa partita, Erdion Blusci, che pronti cambi per Victoria Basket, esce proprio Blusci, ritornano gli eroi di questa partita, potrei dire Pantano e Moro, insieme a Viviani. Mi sono piaciuti moltissimo, Gian. Sì, ottimi Questi giocatori inseriti in un sistema di squadra ottimo. Intanto cambia anche Agnocavallo, esce Nuresi, se non sbaglio è entrato Graziola, sbaglia il primo Cela. Parte il libero di Cela che lo mette a segno, si riparte dal fondo, il solito Pantano a manovrare contro Cela. Viviani, dialogano i due, escono un po' dalla situazione critica, fallo di Dalton a mio modo di vedere, e canestro di Viviani. Siamo già dall'altra parte con Graziola che la dà Dalton, che da 3, stavolta il ferro gli dice di no, prova a rimbalzo Ziller, tiene Pantano che riesce a scaricare su Zorzanello, che ha un attimo un'esitazione e infrazione di passi. Si riparte dal lato con Cela. Graziola. 5 sul cronometro intanto. La dà dentro per Torrisi, che subisce fallo, credo. Quindi vediamo se concretizzerà il gioco da 3 Leo Torrisi. 4 punti dice il tabellino, intanto rientra Carli e esce Ziller per questi ultimi 5 minuti. 18 di Dalmonego intanto, 10 di Cela. Vediamo se Torrisi si porterà a 5. Fischia invasione di Moro. Incazzato Nero, il coach di Victoria Basket, molto severo coi suoi. Intanto Torrisi con la seconda opportunità porta il suo votino a 5 punti, 75-57. Siamo rientrati sotto i 20 punti di svantaggio. Dai, tutto sommato una buona reazione nel secondo tempo. La tocca Dalton. Dalton è stato un po' assente nel primo tempo, si è svegliato nel secondo. Sì, tutta la squadra si è un po' svegliata, chiaramente. Andiamo a vedere il nostro folletto Dalton. Quanti punti mi ha fatto nel terzo quarto? Ne ha messi 10. Non ho i dati statistici del quarto, però penso che ha messo un paio di triple, quindi sicuramente sarà 6 o 7. Intanto finisce con una rimessa dal fondo l'azione in attacco di Victoria, rimessa per Rottagliana. Parte dal Monego, passa al centrocampo, la cede a Torrisi. Cela si libera di Moro in qualche maniera, gli danno una spallata, lo buttano per aria. Non c'è fallo, intanto siamo già dall'altra. Ne appoggia 2. Però anche qui un dubbio mi viene. Graziola. Buona giocata, Torrisi. Trova il fondo della retina appoggiandosi al vetro. Intanto Pantano va giù come un missile. Butta per aria Graziola. E serve la corrente. Non ho visto il numero 13, credo sia che il numero
13 Davide Zorzanello, se non ho sbagliato ragazzo, che riporta a 20 le distanze fra le due squadre. Tanto time out chiamato, non ho visto da chi, Magnocavallo. da coach Magnocavallo. Non è piaciuto probabilmente le ultime penetrazioni di Victoria Basket, che sono sembrate abbastanza facili. Intanto il quarto, il risultato parziale è 16-12 per Rottagliana, mancano 4 minuti e 4 sul cronometro, punteggio 79-59, tanti punti fatti da Victoria Basket. Non si stanno giocando altre partite, inizierà alle 19 Riviera contro Petrarca Padova e alle 19:30 Nutribull Treviso contro Umana Reyer, mentre domani sarà la volta di Save Mestre contro Aquila Basket Trento e Banca Agna Padova contro Salzano 03. Chiuderà alle 16 Orange One Bassano contro Marostica, un po' un derby vista la vicinanza delle due squadre. Torniamo a vedere quanto accade in questo Rottagliana Victoria Basket. Dal Monego Torrisi prova un po', si incapurisce un po' troppo quando vede il canestro. Leo Torrisi si inciampa un po', Carli lascia spazio libero, la recupera Cela con Dalton. Peccato, non riesce a trovare il fondo della retina dal Monego. Riparte il solito Pantano che la dà fuori per Viviani, la dà di nuovo fuori, non riesce. Pantano, tiro un po' corto che non tocca neanche il ferro. Sotto c'era Donizetti che non riesce a controllare la palla, gli scivola un attimo, finisce fuori. Riparte Rottagliana con Cela per Torrisi. Ziller. Cela. Prova. Cela in qualche maniera riesce a portarsela avanti, si lamenta Pantano, non è d'accordo, non so se sul fallo o sulla doppia o su cos'altro. Sì, intanto Cella va a tirare altri due liberi. Ne ha tirati 4, 2 su 4 per ora. Segna il quinto, aumenta la sua percentuale. Vediamo se concretizzerà anche il secondo libero. Viene accolto dal Ferro, che in altre volte gliel'aveva sputato. Voleva fare la rimessa a Torrisi anche. Adesso gli fiscano fallo. Beh, ho visto cose ben peggiori, ma forse è meglio così, perché terzo di Cela, mancano 2 minuti e 58, non penso che sarà un problema questo. Viviani prova a liberarsi, Donizetti, Pantano. Moro. Un po' in difficoltà in questa azione Gianfranco, Victoria. Sì, abbiamo alzato il nostro livello difensivo, un po' tardi purtroppo, però almeno buone sensazioni in questa parte finale di gara. La recupera dal Monego, la dà per Carli. Si arresta, chiamano fallo, non è ravvisato, riparte così velocemente il numero 15 Donizetti. Di qua fischiano fallo, un po', non ho visto che fallo, ma era un fallo, boh, non ho visto. Fallo su Carli, poiché hanno esaurito il bonus su 2 tiri. Ok,
Bene, allora va scusate, io stavo guardando i numeri di maglia di Victoria perché non li conosco ancora a memoria. Tira Carli. Ferro, batte sul ferro, esce. Secondo libero. 61-79. Esce anche il secondo. Ma la prende dal Monego. Gli stava portando via la testa al povero Dalton, però non so come fa a prendere la palla essendo dietro l'avversario e abbracciandolo e non fare fallo. Deve avere le mani veramente, veramente lunghe. Povero Dalton, gli facevano uno sciampino. Parte Pantano sulla linea laterale. Si arresta, la da dentro, non la controlla. Dal Monego, Carli, Torrisi. Prova a entrare, viene stoppato. La ridà a Cela che prova lui. Bello morbido, no, saltella sul ferro, poi la tira giù Viviani. Pantano la butta su, stavolta la riceve il numero 15 Donizetti. Ziller, Cela se la sente da 3. Ziller tira giù il rimbalzo, la ridà Cela che entra, si prende il canestro, parla anche con l'arbitro rischiando il tecnico probabilmente. Basta. Intanto chiama time out Rotaliana. 1 minuto e 29 sul cronometro. 79-63. Victoria in bonus in virtù dei 5 falli spesi. Rotaliana ha 3 falli. Venti a 12 il quarto intanto, Gian. Sì. Purtroppo la reazione è arrivata un po' tardi, però magari tornerà utile per le prossime partite. Beh, sarebbe stato un po' triste, diciamo, chiudere la partita così sul meno 30, meno 35, rientrare un po' nel risultato. Meno 16 in questo momento con 2 quarti vinti. Ovviamente se il quarto sarà vinto, sarà una buona. Intanto Pantano per Viviani, la solita coppia che fa sognare Victoria Basket. Pantano marcato da Carli. La passa Moro. Ziller. Buona difesa. Infatti abbiamo notato che Cela inciampa o scivola, non è tanto d'accordo. La pressione ormai è tanta, è anche un po' la stanchezza, quindi è facile anche sbilanciarsi. Riparte Victoria, peccato per la persa perché era stata una buona difesa di Rotaliana. Difende Carli su Pantano, virata dentro, spende il fondo della retina. Intanto Cela è già dall'altra parte che Torrisi dentro fuori. Cela dal Monego. Pantano. Viviani la dà Cela. Buona pressione del Cela al limite del regolamento. fa sì che lo scarico sia impreciso e la palla finisce fuori. Cela ha dato veramente tutto in questa partita. Sta raschiando in fondo al serbatoio l'ultima benzina per finire questo match. Carli
in post basso, se la vede col solito Pantano, fuori per Cela, Torrisi, si prende lo spazio, il ferro purtroppo, rimbalzo lungo laterale, non riesce a prenderla nessuno, quindi la rimessa sarà di Victoria Basket. Si fa un po' di spazio Pantano, Viviani, Pantano. Arriva ai 100 all'ora, Ziller non riesce a far suo il rimbalzo, finisce qui 81-63. È andata anche questa, la porta a casa Victoria Basket. L'ultimo quarto è finito 20-14, buona la reazione dei ragazzi, non è stato sufficiente per coronare una incredibile rimonta, ma bisogna ripartire da questi 2 quarti per la prossima partita. Sì, esatto, purtroppo la partita si è decisa nel primo tempo, ma almeno appunto abbiamo avuto questa buona reazione che fa ben sperare per le prossime partite, speriamo. Bene, da Mezzo Lombardo per oggi è tutto, quindi ricordo il risultato: Rotagliana Basket 63, Victoria Basket 81. Un saluto a tutti, alla prossima.